Questo è il borgo di Ognina e alle mie spalle quello che è rimasto dell'antico porto, cosiddetto porto di Ulisse, un'insenatura molto ampia che era il porto naturale dove arrivavano le navi romane e greche nell'antichità. Nel 1169 una colata lavica di grandi dimensioni praticamente ridusse quest'ampia insenatura all'attuale conformazione geologica e geostrutturale della costa che appunto vedete, dove è poi sorto la borgata marinara di Ognina. Ognina, come sapete, è la principale borgata marinara della città di Catania. È stata sede di un'ampia flotta peschereccia che ora negli ultimi anni è un po' diminuita, ma che rimane comunque importante per le attività di pesca. L'attività di pesca negli anni 70 contava su oltre 30 famiglie di pescatori e considerato che ogni famiglia aveva almeno due barche, avevamo una flotta consistente che superava le 80 unità. Poi nel corso dei decenni un po' l'invecchiamento delle famiglie e il non continuare l'attività da parte dei figli ha ridotto questa attività e oggi mantiene comunque un numero discreto di motobarche da pesca. Le principali attività di pesca sono quelle del pesce azzurro, in particolare della cosiddetta mascolina da maglia, che è una antica attività di pesca che si faceva nel Golfo di Catania ma in tutto il Mediterraneo. Oggi la ritroviamo solo nel nostro Golfo. L'altra attività di pesca è quella della pesca a ciangiolo con la rete a circuizione con le lampare, che prende anch'essa il pesce azzurro, quindi alici, sarde, sgombri, sauri, queste tipologie di pesce. E poi qui vi è l'unica tonnara che c'è a Catania ed è una delle 3 tonnare volanti rimaste nella Sicilia. E poi si svolge un po' la piccola pesca con attrezzi da posta e che questi alimentano il mercato locale della vendita del pesce direttamente, quindi a miglio zero, possiamo dire. Nel borgo di Ognina vi è un importante museo del mare che è stato costituito nel 2000, che al momento è chiuso ma che dovrà riaprire prossimamente presso i locali dell'Istituto Nautico che sta qui vicino a noi. Il quartiere, come dire, ha una sua immagine, ha una sua dimensione, ha una sua struttura urbana molto ben definita con appunto le caratteristiche del borgo marinaro. Sport, natura, cibo e cultura. Cesarò, Porta dei Nebrodi. Visita il sito www.turismocesarò.it.
siamo nel borgo per eccellenza, il borgo marinaro di Ognina. Luigi, cosa ti ricorda questo borgo marinaro? Il borgo marinaro di Ognina moltissime cose, anche la presenza di una torre araba, ma anche la presenza di insediamenti romani, greci, ma soprattutto l'importanza della fauna. La fauna marina, a prescindere dai gabbiani che vedete attorno, gabbiano reale, gabbiano comune, molti animali che noi non siamo abituati a vedere in altri posti. Ma andiamo a un fatto importantissimo per arrivare subito al dunque. Io mi sono occupato di cetacei da una vita, anche la collega che è vicino a me, io sono il curatore del Museo di Storia Naturale. A Ognina è successo un fatto stranissimo. Un giorno, mentre io facevo lezione di zoologia, è successo che mi hanno chiamato alla cabina di porto, sono sceso con una certa velocità perché dentro il porto di Ognina erano entrate 2 balenottere. E il più piccolo è uscito, il più grande è rimasto, erano 10 metri, ed è diventato giocherellone, giocava un poco con tutti, si faceva vedere, usciva la testa, ma la cosa ancora più interessante è questo, è che questo animaletto, si chiama animaletto, non solo era come tutti i giovani degli animali, era socievole, ma si poteva danneggiare con le barche che c'erano. E praticamente questo animale abbiamo fatto in modo di farlo uscire, ma nel fare questo lavoro abbiamo scoperto che più di 2000 persone sono radunate nel porto di Ognina a vedere questo spettacolo, ma non è la prima volta, perché poi un po' più avanti un'altra balena è arrivata sotto costa e si è messa, questa volta la balena abbastanza grossa, si è messa a strofinarsi gli scogli, molto probabilmente per problemi suoi, e ha lì anche un'altra folla di persone. Il Golfo di Catania è importantissimo, quindi questo porto ancora più importante non solo per la storia, ma perché attorno a questo porto c'è una serie di palesi dove prima vivevano le foche, e a destra del porto, verso sud, invece una spiaggia dove ancora oggi, la collega che è vicino a me è testimone, nidificano almeno 3-4 tartarughe l'anno e noi possiamo avere il piacere di vederle nascere. Quindi noi siamo in un golfo importantissimo che si è modificato con le eruzioni vulcaniche, con un sacco di, anche con l'intervento dell'uomo non certe volte felice, un golfo importante per la fauna selvatica. Ti ricordi che il primo centro recupero di fauna selvatica è stato nato qui a Ognina, dietro la chiesa, dove c'è la zena araba, ed è stato il primo centro in assoluto in Sicilia. Abbiamo curato centinaia di animali e poi da lì il centro è progredito, è andato a Valcorrente, in territorio Belpasso, e la responsabile poi è diventata Grazia. Prima era Tiziana, poi io e poi Grazia. Questo luogo può diventare un elemento di congiunzione col territorio. L'affettuosità e l'aiuto che danno i pescatori del borgo di Ognina è unico. In qualsiasi momento ho bisogno di qualcosa, si mettono a disposizione, ed è gente che è sensibile e vuole difendere questo porticciolo. La ricordiamo quella cavoleppa commestibile, come si chiama, e molto ghiotti i catanesi? Vuoi parlare delle 2 alghe che noi mangiamo, non sono piante? Una è un mauro, che è una cosa che sta scomparendo, e un'altra è chiamata la corradina, ma devo dire una cosa, hanno un nome scientifico un po' complicato, ma sono alghe. Luigi è un elemento di congiunzione in tutte le attività escursionistiche, quindi oltre al borgo di Ognina, la Timpa di Acireale, che è un'area protetta dove si possono svolgere diverse attività. La Timpa di Acireale è importante per tante cose, intanto è una spagna a gradoni e ci sono anche dei vegetali importanti, addirittura c'è la presenza della tartaruga di terra, oltre che la tartaruga di mare che spesso volte spiaggia. Ci sono degli animali interessanti che è inutile elencare perché è una fila molto lunga.
Grazie a Luigi per raccontare questi nostri borghi marinari della lava e quindi proseguiamo il nostro cammino. Dal borgo marinaro di Acitrezza, il rapporto con le tradizioni, con l'aspetto etnoantropologico legato alla riserva, quindi tradizioni, mestieri, quindi quello che è anche la struttura museografica che avete a vostra disposizione. L'isola Lachea chiaramente è affacciata verso il paese di Acitrezza, che è un paese a forte vocazione peschereccia. E quindi questo elemento, insomma, l'interazione dell'uomo con la pesca e con il mare è uno degli elementi fondanti del piccolo museo che noi ospitiamo all'interno della riserva. Abbiamo raccolto tutta una serie di attrezzi da pesca, mestieri, per ricordare appunto questo forte legame della riserva e del territorio in generale con le attività di pesca. Ma anche il museo naturalistico, che raccoglie tutta una serie di reperti come per esempio pesci o invertebrati, crostacei, che vengono comunemente pescati e conservati grazie ai nostri tecnici appunto all'interno del museo stesso. Anche se in realtà all'interno dell'isola abbiamo tutta una serie di emergenze antropiche importanti, come la presenza di una grotta abitata in passato dai Eremiti, o ancora la presenza di altre strutture che testimoniano il passaggio dell'uomo in età molto antiche, come per esempio una vasca per il garum, quindi una vasca in cui veniva prodotto dai Fenici una salsa a base di pesce estremamente appetita. Sono tanti gli elementi che ci legano al territorio, che ci legano alla storia dell'umanità, appunto, che è passata per Acitrezza o comunque per il Golfo di Catania. Per cui vi invito a visitare la riserva, noi siamo sempre aperti alle visite guidate e appunto anche attraverso il nostro sito internet, in cui potete anche vedere la visita virtuale attraverso una modalità tipo Street View. Comunque vi aspettiamo ad Acitrezza, alla riserva naturale integrale Isola Lachea e Fraglioni dei Ciclopi.
sono Antonio, lo chef della Bettola dei Marinai e oggi vi presentiamo un piatto tipico del locale che è a base di crudo, con un sargo proveniente dal nostro mare, degli occhi di bue, degli scampi e delle verdure per contornare tutto il piatto. Ora procediamo alla formazione del piatto. Iniziamo a sfilettare il pesce. Adesso passiamo agli occhi di bue, cerchiamo di sgusciarli togliendo il guscio e lo mettiamo da parte. Allora, dopo passiamo agli scampi, sgusciamo anche gli scampi e li prepariamo per comporre il nostro piatto. Procediamo a tagliare la nostra verdurina per fare una julienne, per fare una base nel nostro piatto. La distendiamo sul piatto e procediamo. Dopo la sistemazione dei prodotti nel piatto cerchiamo di insaporirlo con i nostri prodotti dell'ottimo olio di oliva, del prezzemolo e naturalmente non possono mancare i nostri limoni della nostra riviera. Ed ecco il nostro piatto pronto e servito. Adesso passiamo alla preparazione del secondo piatto, un pesce a cartoccio con frutti di mare, un pesce locale appena pescato, dei gamberoni, delle cozze, delle vongole, del pomodoro fresco e in aggiunta mettiamo del radicchio per insaporirlo ancora di più. Passiamo a mettere il pesce sulla carta stagnola aggiungendo delle cozze, delle vongole, i nostri gamberi sgusciati, aggiungiamo del pomodoro fresco e un po' di radicchio per insaporire il tutto. Mettiamo dell'olio d'oliva e il nostro prezzemolo. Dopodiché passiamo alla chiusura ermetica della nostra carta stagnola. Cerchiamo di dare una forma a forma di caramella per fare mangiare due volte il cliente, uno con la vista e l'altro col palato. Procediamo a metterlo in forno per circa 30 minuti. Adesso passiamo alla preparazione del primo piatto, a base di un risotto con l'astice. I nostri ingredienti sono astice, del riso parboil, del pomodoro fresco, della cipolla, del prezzemolo e naturalmente del brandy per sfumare il tutto. Ecco il nostro piatto finito. Allora, alla fine il nostro abbinamento del vino con questo piatto è un Insolia Lorenzo proveniente dai Pernici dell'Etna a chilometro zero, un ottimo vino da bere su tutto. Grazie e buon appetito!